Vice governatore, oggi l'avvio del tavolo di confronto con i sindacati della sanità, quali sono le principali sollecitazioni che ritiene di cogliere da questo primo incontro? Ma è stato un primo incontro, quindi è chiaro che i temi sul tappeto si ripropongono, quindi c'è il tema dell'organizzazione territoriale, c'è il problema dei presidi e della efficienza del sistema di emergenza urgenza, c'è il ruolo dell'ospedale, insomma ci sono mille questioni che conosciamo. Il mio obiettivo era quello di rassicurare le organizzazioni sindacali in ordine al fatto che l'amministrazione regionale intende proseguire nel lavoro di ascolto e assicurare loro che saranno interlocutori importanti. E quindi dopo aver ascoltato e conosciuto i principali presidi di salute di questa regione, oggi comincio con le organizzazioni sindacali, nei prossimi giorni vedrò l'ordine dei medici, poi vedrò le professioni sanitarie e quindi insieme cercheremo di focalizzare quelli che vengono ritenuti i punti di maggiore criticità. Questi li porteremo all'attenzione del tavolo dei saggi e quindi una volta che questo lavoro sarà completato ritorneremo nei singoli tavoli di quelli che sono i portatori di interesse a discutere delle soluzioni che verranno avanti di correzione alla legge 17.